Pronti? 1, 2, 3. Buono questo segnale, ha sbagliato intanto Utopia Jet mentre c'è lotta per la conquista del comando. L'errore anche di Viking 3B, il favorito, numero 3, quando era in lotta con Antonio Boccino che rientra bene, mentre in seconda posizione cerca di sistemarsi Zarbon del Sile, numero 5, che ripiega Utopia Jet, alle spalle di Antonio Boccino, leader. Antonio Boccino quindi numero con 7, le sue solite Briccone partenze Bello, molto svelte è squalificato. riuscito a sistemarsi in testa davanti a Zarbon del Sile sull'errore di Viking 3B, terza posizione per Vaomar, poi vediamo Moncherry Venus e gli altri. Tanto completamento dei primi 400 metri in 28,6, natura molto sostenuta per il primo quarto di gara, considerando la partenza da fermo. Antonio Boccino continua a guidare nei confronti di Zarbon del Sile, Vaomar e Moncherry Venus, mentre per corsie esterne cerca di farsi luce BVT Eco. BVT Eco avanza all'esterno. E dopo un chilometro sul piede dell'1,15 è sempre in vantaggio Antonio Boccino, mentre BVT Eco si trascina Arnold Cup, che è stato il più svelto fra i due penalizzati, a portarsi in avanti. Più indietro vediamo anche I Love You Darling che cerca di progredire, intanto le posizioni però all'avanguardia non cambiano perché il ritmo di Antonio Boccino è sempre sostenuto. E ora siamo a 550 dalla conclusione, Bello, con i primi tre che si staccano. In vantaggio sempre Antonio Boccino nei confronti di Zarbon del Sile, BWT Eco all'esterno, poi Vaomar e gli altri. Cerca di avanzare ora anche Arnold Cup, che viene via in quarta ruota, anticipato da BVT Eco. Anche I Love You Darling cerca di intervenire, retta d'arrivo con Antonio Boccino, pressato ora da Arnold Cup che finisce forte a centropista, ma è Antonio Boccino che vince. Il secondo posto se lo giocano Zarbon del Sile e Arnold Cup. Bella vittoria però per Antonio Boccino, che in percorso di testa conquista una netta affermazione, riuscendo ad andare al comando fin dalle prime battute e respingendo Viking 3B poi falloso. Antonio Boccino e Maurizio Cheli a segno. Andiamo a rivedere le fasi finali. Vedete Antonio Boccino, lo prova ad insidiare all'interno Zarbon del Sile, all'esterno Arnold Cup, ma Antonio Boccino non si lascia mai avvicinare e la lotta per il secondo posto premia probabilmente, vedete sul palo, Arnold Cup, che dovrebbe aver regolato di precisione Zarbon del Sile.